Musei, parchi archeologici e altri siti culturali riaprono al pubblico dopo la chiusura forzata dovuta all'emergenza coronavirus. Il turismo riparte dunque dalle nostre bellezze, anche se nel rispetto di tutte le misure di sicurezza, dagli ingressi contingentati all'obbligo di prenotare online per evitare le file alle biglietterie, all'uso di segnaletica anti-Covid per far rispettare la distanza di almeno 1 metro tra i visitatori. E poi, ovviamente, non possono mancare i dispenser con i disinfettanti per le mani e le mascherine. Da nord a sud anche la cultura prova a lasciarsi alle spalle il lockdown. Abbiamo riaperto per primi il 18 di maggio e sapendo perfettamente che non avremmo trovato le folle al portone d'ingresso. Il bilancio è assolutamente positivo, sempre tenendo conto delle entrate contingentate. Da noi possono entrare 20 persone alla volta, però e fino ad ora è andato tutto bene, tutti i turni sono stati, come dire, sold out, come si dice in gergo, però dobbiamo anche riflettere sul fatto che oggi gli indici di parametrazione e di valutazione di un museo non potranno più essere quelli dei visitatori. A poche settimane dalla riapertura dei musei, da Milano a Palermo il bilancio è positivo. Numerosi i visitatori e amanti della cultura che non si sono fatti scoraggiare dalle nuove regole anti-Covid. Abbiamo superato lo scoglio del periodo buio del lockdown nel quale siamo stati chiusi, ma siamo stati aperti per vocazione attraverso le nostre pagine Facebook e la comunicazione sul patrimonio che abbiamo continuato a fare da remoto. Abbiamo predisposto tutti i meccanismi di percorsi obbligati e di sicurezza per poter consentire in sicurezza a gruppi contingentati di visitatori di rientrare al museo e quindi ci aspettiamo che veniate in tanti e che questa settimana sia una festa. Noi stiamo lavorando su diversi scenari, oramai in questa fase abbiamo imparato a lavorare non solo a un programma, a un piano A, ma anche a un piano B, a un piano C, in modo da poter modulare l'offerta in ogni contesto che ci troveremo ad affrontare. Questo è il periodo migliore per visitare i musei perché ci sono ovviamente meno persone e perché sono i luoghi più sani che ci siano, anche perché in un museo, tranne i casi dei ladri, è difficile che qualcuno tocchi le cose e se le porti a casa. Secondo una indagine di Confturismo Confcommercio, solo il 15% degli italiani quest'estate opterà per una vacanza culturale. E questo anche se rispetto ad aprile è salita dal 19% al 48% la quota di italiani che pensa di fare le valigie tra giugno e agosto. I viaggi saranno brevi, anzi brevissimi, massimo 3 giorni. Un italiano su 5 pensa che non farà vacanze quest'anno. Il 49% opterà per il mare, mentre prende quota l'attrattività delle mete montane, probabilmente percepite come spazi aperti e quindi più sicuri. Effetto contrario per le città d'arte, stabili da aprile al 17% delle preferenze degli intervistati e 9 punti sotto la rilevazione di maggio dello scorso anno. Solo il 15% degli intervistati visiterà musei, monumenti e mostre in vacanza, contro il 37% dello scorso anno. Un viaggio in Italia è una scoperta continua. Il patrimonio artistico che si può trovare da noi non esiste in tutto il mondo. Dai Musei Vaticani alle scuderie del Quirinale, a Roma è tutta una gioia per gli occhi. Il Museo Egizio di Torino e quelli delle altre città italiane forniscono un'offerta straordinaria. Le opere d'arte sono infinite a Milano come a Firenze, dove a Palazzo Vecchio e agli Uffizi è tutto un trionfo della bellezza e della tradizione. E che dire dei siti archeologici che tutti ci invidiano? Da Pompei alla Sicilia le civiltà antiche ci hanno tramandato le vestigia e i modi di vivere dei nostri antenati. Il mondo di ieri si fonde con quello di oggi. E a Roma, da dove il dominio dell'impero si estese in tutto il mondo, c'è la testimonianza di una potenza e di un gusto che sprizzano dalle mura del Colosseo e degli altri monumenti.
C'è tanto da vedere, insomma, e per questo un viaggio in Italia è per sempre.